Allora, questa è una delle fasi della lavorazione del carro, che diremmo che siamo quasi al punto di finire tutte le strutture, e qui dietro di me vediamo appunto ancora delle strutture che sono fil di ferro, zincato, ferro, che poi sopra ci andrà messa la rete metallica, sopra la rete metallica ci andrà una passata di carta e poi ancora un'altra passata sino ad ottenere una forma quasi ottima. Ma cosa vi spinge a sacrificarvi in tutti questi mesi? Beh, la voglia di divertirsi in questi 4 giorni che aspettiamo all'anno, perché se ne parla dal primo dell'anno all'ultimo, sempre di carnevale, sia in estate, Pasqua, Ferragosto. Allora Fabrizio, ma è importante la scelta dei colori per la buona riuscita di un carro? Sì, credo che sia la cosa più importante, visto che già in fase di progetto iniziale si cerca di scegliere dei colori che comunque siano adeguati a rappresentare poi il tema che si sviluppa. Dei colori brillanti, colori carnevaleschi. Quando siete partiti per creare tutte queste strutture? Fine ottobre, inizio novembre. Difficoltà? Difficoltà il tempo sicuramente, troppo vicino alle feste e qualche imprevisto durante il cammino. È importante mettere in evidenza le strutture, ma se non ci fosse la musica? Sicuramente è un carnevale spento per i partecipanti, sicuramente tanto.